Sono ancora un po' agitata perché comunque di notte ti svegliano e era già successo l'anno scorso, il distributore quindi non erano entrati e avevano distrutto soltanto l'esterno procurandomi comunque grossissimi danni. Rubano veramente ai poveri perché non è più come una volta probabilmente, però vabbè. Così è. Sono stati abbastanza meticolosi, nel senso si sono presi il loro tempo perché ci hanno messo circa 10 minuti a buttare giù il vetro, perché si vede proprio dalle telecamere che iniziano alle 2:30 e poi sfondano alle 2:45. Come hanno sfondato è partito l'allarme, è partito il nebbiogeno, però nonostante questo comunque l'obiettivo almeno penso in parte l'obiettivo si è centrato. E due sì, perché uno poi ha agito sul retrocassa e un altro ha agito sul distributore. Comunque è questione di un minuto e mezzo, non credo di più. Qui ne hanno fatti di furti prima di noi ne hanno fatti parecchi. Da quando ci siamo noi hanno fatto questa spaccata al distributore l'anno scorso e quest'anno mi hanno fatto questo regalo. Ti rimane solo tanta amarezza perché alla fine le spese che sosteniamo attualmente sono tanto alte, tra veramente tutto, metto io affitto, mutuo, assicurazioni, come tutti poi le tasse, cioè non ne vale più la pena. Io ho veramente tanto, cioè io ho le telecamere, le inferriate, il nebbiogeno, l'allarme, i sensori, la vigilanza, se vogliono entrano. C'è solo tanta amarezza perché uno suda per qualcosa e poi se lo vede portare via così.